Ufficialmente sarebbero dei ferraioli, operai che legano i tondini per costruire gabbie di ferro per il cemento armato. In realtà appartenevano tutti a una banda che forniva di cocaina mezzo veneto. Il filo, nel vero senso della parola, che li ha traditi è quello di ferro che in gergo si chiama matassina. E nel corso delle nostre attività siamo riusciti a capire che in questo circuito, in questo sodalizio, veniva utilizzato un linguaggio particolare e si faceva riferimento alla sostanza stupefacente con il nome di matassina. E di matassine ne hanno svolte davvero tante in 1 anno e mezzo di attività tra le province di Treviso, Padova e Vicenza. Un vero e proprio fiume di cocaina che forniva dalla casalinga insoddisfatta al professionista instancabile, passando per operai, commercianti e studenti. Tantissimi clienti che abbiamo sentito e segnalato quali assuntori, parliamo di quasi 40 clienti provenienti anche dal Bassanese, dalle province limitrofe, che vedevano in questa struttura e quindi in questa organizzazione un punto di riferimento per l'acquisizione di cocaina in particolar modo. Il punto d'incontro era un bar di Altivole, dove tutti sapevano chi e cosa trovare. Il barista, un rumeno di 30 anni all'insaputa del titolare, faceva da basista, mentre 5 italiani più o meno coetanei, tutti residenti in zona ma di origini siciliane, provvedevano allo smercio. Tutti sapevano, compresi i carabinieri, che questa mattina hanno eseguito 6 arresti e ora stanno raggiungendo tutta la clientela nome per nome. Oltre 700 le dosi distribuite, depositate prima della vendita, non tra le caramelle o sotto al bancone del bar, ma nei nascondigli classici, ovvero nelle auto, ma non solo. E abbiamo riscontrato che alcuni soggetti nascondevano la cocaina all'interno delle calze e delle gambe, insomma.